Il Veneto resta per ora in esercizio provvisorio, ma l'assessore regionale al bilancio, Filippo Giacinti, rassicura: sarà approvato entro aprile e non ci saranno aumenti di tasse. L'esercizio provvisorio consente di spendere solo in dodicesimi e non è l'assetto ideale per amministrare una regione come il Veneto. Per questo l'obiettivo è di portare in giunta verso il 20 gennaio le direttive che permettano l'approvazione dei primi tre disegni di legge entro aprile. La manovra complessiva vale 18 miliardi. L'assessore conferma che l'addizionale IRPEF e IRAP resteranno invariate, almeno finché non sarà chiaro l'impatto del federalismo fiscale. Priorità, dice, sostenere famiglie, imprese e sanità, tenendo i conti in ordine. Resta però il peso del bond da 300 milioni acceso per la superstrada pedemontana veneta, una zavorra che incide sui conti regionali. Ma per Giacinti la strada è quella della gestione prudente, senza allarmismi. Sul piano politico l'assessore di Fratelli d'Italia rivendica la compattezza della maggioranza e assicura: il Veneto continuerà a garantire servizi senza toccare il portafoglio dei cittadini. Chiude Giacinti: lavorare in dodicesimi non è l'ideale, ma stiamo recuperando risorse e seguendo le direttive del governo. La priorità è approvare il bilancio e dare certezze ai veneti.